Seduta affollata del Consiglio Comunale di Venezia, sul tavolo la riforma dell'Ater, Cafarsetti cinta d'assedio dai condomini preoccupati di perdere la casa. Sindaco, assessori e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione si confrontano in comune sulle conseguenze della riforma dell'edilizia popolare a Venezia e nell'entroterra. Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel settore del fotovoltaico, nel Mirino una società responsabile di un danno erariale per oltre 65 milioni. Felice Maniero resta in carcere, rigettata la richiesta di scarcerazione del boss del Brenta in cella a Bergamo da una settimana con l'accusa di maltrattamenti alla compagna. Via libera del Consiglio Comunale alle modifiche del contributo di accesso a Venezia, entrare in città costerà 10 euro nelle giornate da bollino nero. Domani si preannuncia un giorno di passione per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici in città. A Venezia garantiti solo i servizi minimi con le isole e i collegamenti. Parte la rassegna La Bella Età che con più di 150 eventi in programma da ottobre a marzo, raddoppiata l'offerta di appuntamenti, spettacoli e occasioni di incontro dedicati in particolare agli over 65. Buonasera, ben ritrovati in diretta con una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Dunque, seduta affollata del Consiglio Comunale, sul tavolo la riforma dell'Ater. In tanti sono arrivati a manifestare a Cafarsetti il proprio disagio. Decine di inquilini delle case Ater cingono d'assedio Cafarsetti in occasione della seduta del Consiglio Comunale di Venezia. Una parte riesce ad entrare e ad assistere ai lavori in aula, un'altra resta fuori a manifestare in Riva del Carbon. Col cambiamento dei parametri che regolano accesso e permanenza negli alloggi popolari, sfratti e aumenti d'affitto sono all'orizzonte. Cioè, se l'affitto che si aumenta? Tanto? Abbastanza. Ha paura di non riuscire a pagare? Sì, proprio. Io proporrei pure di fare un bel capannone e di metterci dentro tutti quanti, che cominciano a decidere quante case di riposo, quanti don vecchi, quanti andranno per la strada, perché se ci mettono in strada tutte queste persone. La riforma è regionale, ma i sindacati chiedono una presa di posizione forte al Comune. Il Comune, che è l'istituzione di questo territorio, deve dimostrarsi vicina e chiedere alla Regione modifiche chiare e urgenti, perché ormai il tempo è passato, gli inquilini stanno pagando i nuovi canoni e non reggono più, le famiglie non arrivano alla fine del mese. Parallelamente la discussione è aperta sui tavoli regionali. Da sempre abbiamo avanzato la richiesta primaria, che è quella di innalzare il limite dell'ISEE, cioè della valutazione del reddito patrimonio di chi abita dentro le case popolari, ai livelli delle regioni limitrofe. Si parla di un innalzamento dell'ISEE da 20 a 30 mila euro. Intanto, pur preoccupati da ciò che potrebbe accadere, i veneziani non perdono il loro proverbiale senso dell'umorismo. Va bene, siamo in contatto con i Marines, che i Marines hanno deciso di non andare in Turchia, ma di venire a Saccafisola o dove necessita, per salvare tutti quelli dallo sfratto. L'Ater ha detto che non ci sono problemi a dar case ai veneziani. L'unica piccola differenza è che non è al centro storico, li mandiamo tutti a Mazzorbo, così tutti quanti faremo un bel break and breakfast con qualche pecora, qualche capra, qualcosa. Il fatto è che in fondo quasi tutti pensano che si arriverà ad una modifica dei parametri, anche perché se così non fosse le conseguenze sarebbero gravi. Molte persone perderebbero la casa, quindi il diritto alla casa dopo tanti anni, persone anziane, e si alzerebbe la soglia quindi le persone avrebbero sempre più difficoltà anche ad accedere alla casa, quindi lasceremo spazio alla speculazione e al privato. Tanti cittadini preoccupati dunque alla seduta del Consiglio Comunale sull'Ater, e i consiglieri non si sono sottratti al confronto. A parlare di casa, il Comune diventa davvero la casa dei veneziani, perché con le conseguenze della riforma dell'Ater in primo piano, politici e cittadini si mescolano per Cafarsetti come raramente capita di vedere. Il primo a confrontarsi è il sindaco Luigi Brugnaro. Stiamo tranquilli, cioè noi comunque il Comune li sosterrà in ogni caso e non andranno da nessuna parte, questo è quello che penso io e non cambierò certa idea su questo. La Regione so che sta appunto valutando, non abbiamo ufficialità di nulla, ma insomma come altre volte è successo, con un'interlocuzione responsabile, tranquilla, anche in Regione ho motivo di credere che ci saranno delle modifiche.
Assieme a Brugnaro arriva anche l'assessore al sociale Simone Venturini, rassicura i condomini e per certi versi anche i consiglieri d'opposizione. Alcuni preferiscono fare campagna elettorale strumentalizzando il disagio e allora non si arriva all'obiettivo. L'obiettivo unanime di tutti qui, del senatore Pellicani, dell'amico Emanuele, dell'amico Giovanni, è di arrivare a raggiungere una modifica di questa normativa regionale. L'auspicio con cui abbiamo chiesto, perché questo Consiglio Comunale è stato chiesto dal Partito Democratico, dalla lista Casson, dai 5 Stelle, è proprio questo, una voce unanime del Consiglio Comunale per cambiare questo regolamento. Sì, però io credo e spero che ci sia una voce unanime, però c'è da dire che questa amministrazione ha brillato per non impegnarsi sul tema della casa, perché in 5 anni non è stata fatta un nuovo alloggio. In effetti le proposte di modifica di maggioranza e opposizioni appaiono spesso sovrapponibili. La nostra proposta fin dal voto in Regione è quella di rivedere il regolamento, perché sono state abbassate eccessivamente le soglie e perché è stato creato un algoritmo di calcolo per l'accesso alla casa troppo restrittivo. L'obiettivo è alzare la soglia ISEE a 30.000 euro e riconoscere l'assoluta specificità di Venezia, anche se poi la situazione di disagio è diffusa anche nell'entroterra. Ha anche fatto un po' di calcoli su quanta gente potrebbe perdere la casa se la legge andasse avanti? Del comune 1500, cioè non ci sono neanche né da Mestre né a Venezia, non neanche tutte le case per coprire da tutti quei che dovrebbero uscire, cioè è impossibile tecnicamente. La volontà a risolvere i problemi non manca, ma è un'attesa che per alcuni condomini Ater è gonfia di tensione. Sono già partiti appunto le lettere con gli aumenti eccetera eccetera, causando, e questo forse non viene mai preso in considerazione, causando sicuramente in persone spesso anziane, comunque fragili eccetera, ma dei veri e propri traumi, cioè di questo non si pensa e com'è che si è arrivati fino a qui? La cronaca Padova, Bolzano, Matera, la Guardia di Finanza ha effettuato un ingente sequestro nel settore del fotovoltaico nei confronti di una società responsabile di un danno erariale calcolato in oltre 65 milioni. Operazione Helios. La Guardia di Finanza, su richiesta delle procure della Corte dei Conti di Venezia e Bolzano, ha sequestrato denaro e beni immobili per un totale di 45 milioni di euro alla società QCI Basilicata SRL, ritenuta responsabile di un danno erariale per oltre 65 milioni, dovuto alla percezione indebita di contributi pubblici per poter realizzare impianti fotovoltaici. L'indagine è partita a gennaio. Consentito di individuare 41 società che si sono rese responsabili di un danno erariale di 65 milioni di euro. Abbiamo sequestrato beni per 44 milioni di euro nei confronti di soggetti che avevano falsamente attestato al gestore dell'energia elettrica nazionale il possesso dei requisiti per accedere a provvidenze pubbliche per la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici. La società aveva fondamentalmente subaffittato alcuni parchi fotovoltaici in Basilicata, facendoli figurare di potenza inferiore a 1 megawatt e quindi ricevendo illecitamente gli incentivi. Abbiamo scoperto questo giro attraverso una serie di importanti accertamenti effettuati anche con la collaborazione del GSE, indagini contabili, patrimoniali, indagini bancarie, valorizzando altresì l'esito delle indagini di polizia giudiziaria. Erano stati costituiti 9 parchi eolici in provincia di Matera, questi erano stati locati a 40 società e frazionalmente divisi tra di essi, in modo tale che ciascuna di queste società potesse richiedere al gestore nazionale i contributi previsti. In realtà la gestione era unitaria e il parco, considerato unitariamente, non rispettava i requisiti previsti per legge. 8 le persone coinvolte che a turno gestivano le società. Sono 8 amministratori coinvolti, cittadini italiani e tedeschi, e 41 le società, tutte con sede in Bolzano, in passato trasferite da Padova. Ma non finisce qui. Stiamo sviluppando ulteriori accertamenti anche in relazione a alcune attività di collaborazione internazionale. A pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia c'è apprensione in Veneto per la voce circolata nelle ultime ore di un possibile taglio del miliardo di fondi pubblici destinati alla ricostruzione. Fake news o timori reali, fatto sta che in Veneto, a pochi giorni dal primo anniversario della tempesta Vaia, cresce la preoccupazione che nella manovra di bilancio venga tagliato il miliardo di euro destinato ai territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre dell'anno scorso. Staremo a vedere, noi abbiamo un impegno da parte del governo Conte 1, a meno che Conte non smentisca Conte, il Conte 1 di 1 miliardata di euro. Abbiamo già investito 377 milioni al 30 settembre del
di quest'anno li abbiamo già spesi tutti, 1746 cantieri in tutto il Veneto, sono sotto gli occhi di tutti. Se vogliono dire ai veneti che non danno più soldi ne prendiamo atto, ma noi poi sappiamo come rispondere. E se le immagini simbolo del disastro sono i milioni di alberi schiantati sulle montagne, anche la pianura ha subito a fine ottobre 2018 danni ingenti, danni che avrebbero potuto essere ancora più gravi, soprattutto lungo l'asta del Piave, quando il 30 ottobre al passaggio della Grande Piena si temette che gli argini potessero cedere. Il Piave ci preoccupa perché la piena storica è stata nel 66. È un Piave che insomma quando si fa sentire bene. Ricordiamo nel 2019, proprio durante il periodo di Vaia, dal 29 ottobre al 5 novembre ha avuto una piena storica più importante del 66, ma fortunatamente le opere che abbiamo fatto, i modelli di previsione e di gestione delle dighe ci ha permesso di affrontare, diciamo, con più sicurezza quello che nel 66 ha fatto una strage. Felice Maniero resta in carcere. Il GIP del Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato Luca Broli, difensore del boss del Brenta, in carcere a Bergamo da una settimana con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della sua compagna. Voltiamo pagina. Venezia e Mestre devono diventare due comuni diversi. Secondo l'ex sindaco Ugo Bergamo, col sì al referendum del 1° dicembre partirebbe il rilancio di due realtà che per risolvere i propri problemi hanno bisogno di una propria amministrazione. Un ex sindaco conosce la realtà sia di Venezia che di Mestre e sa quanto complessa sia e quanto richiede attenzioni specifiche. Il sì al referendum per la creazione a Venezia e a Mestre di due comuni separati, Ugo Bergamo lo esprime da ex sindaco, conscio che realtà con problemi ed esigenze diverse debbano avere amministrazioni diverse. D'altronde, afferma, il fallimento del comune unico disegnato a metà degli anni 20 del Novecento e nei fatti Venezia rischia di diventare un'ex città, Mestre di non diventare mai una città. Quando abbiamo detto no alla separazione anni fa, le multinazionali, il direzionale, ha lasciato Venezia perché tanto andavano nel suo comune, con poi la conseguenza di vederlo via anche da Mestre, mentre invece queste attività potrebbero essere richiamate per portare una residenza qualificata, posti di lavoro qualificati anche in centro storico e a Mestre di dare finalmente un ruolo di città capitale che non ha in questo momento. Se tutto rimane così invece i posti di lavoro saranno solamente negli alberghi. Purtroppo questo è già. Quando vediamo che a Mestre nascono soltanto alberghi low cost. Sotto la funzione di raccordo della città metropolitana, i due nuovi comuni darebbero risposte alle esigenze locali, sostiene Ugo Bergamo, che oggi guida Venezia e Tua, lista civica che si propone il rilancio di Venezia e Mestre. Gli scenari drammatici dei contrari alla separazione, conclude, non hanno fondamento. Basti pensare che oggi per esempio la Polizia Municipale coordina, anzi dipende da Venezia, anche Spinea, anche Jesolo, quindi è un finto problema quello di dire che cosa accadrà. AVM, Veritas, che è quasi una multiutility che va quotata in borsa, non risente della separazione, ma saranno potenziate da amministratori che pretenderanno risposte più attente e più tempestive ai problemi delle singole realtà, che sono così specifiche che non possono essere amministrate da un'unica entità. Un no convinto invece alla separazione tra Venezia e Mestre nel referendum arriva dal consigliere comunale Maurizio Crovato. Se molti sono i vantaggi di una grande città metropolitana, sostiene, molti sarebbero i problemi in caso di divisione. Sicuramente vado a votare per l'Unione. Ho cominciato a votare nel 1979, siamo al quinto tentativo e io sono e resto unionista. È un voto convinto e in piena coerenza con quanto già espresso nelle precedenti consultazioni, quello annunciato dal consigliere comunale Maurizio Crovato per il referendum del 1° dicembre. Nel rispetto delle esigenze locali, amministrativamente oggi si guarda alle grandi dimensioni, spiega Crovato, e nel caso di Venezia una città metropolitana effettiva con quasi 500.000 di abitanti diventerebbe una delle maggiori realtà italiane. Viceversa, la formazione di due comuni aprirebbe varie questioni. Il territorio come viene diviso? Se i Margherini, se Marghera vota la fedeltà, chiamiamola così, a Venezia, la Serenissima, e il territorio? Loro vengono nei semestrini che non vogliono, e se quelli di Favaro sono contrari, lo stesso. Per cui già la disquisizione sulla separazione territoriale crea un vespaio inimmaginabile a chi appartiene al porto, a chi appartiene
l'aeroporto, la gronda lagunare, queste isole di chi sono? Non è più finita. Secondo Crovato, e in base alle esperienze passate, c'è una categoria che potrebbe giovarsi dalla separazione di Venezia e Mestre, gli avvocati. Ricordo nel 99, quando si parlava della divisione Cavallino, votarono solo gli abitanti di Cavallino, dopo 20 anni ci sono dei contenziosi, e le 2 farmacie, e chi paga questo, e le corse extraurbane, ci sono 40 milioni contenzioso col Comune di Venezia. Cosa succederà tra Mestre? Non voglio fare il terrorista, ma sicuramente andremo a far vivere avvocati e avvocature civiche per minimo 2 secoli. Ora ci fermiamo per qualche secondo, torneremo parlando di contributo dell'accesso a Venezia. Sentiamo, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Via libera del Consiglio Comunale alle modifiche del regolamento che disciplina il contributo di accesso a Venezia, che dovrebbe essere operativo da luglio 2020. La novità più importante riguarda la riscossione del tributo che sarà effettuato dal Comune e non dai vettori. 3 euro la tariffa ordinaria, 6 per le giornate da bollino rosso, 8 per le giornate da bollino nero. Il Comune prevede una serie di azioni: sviluppare un sistema di riscossione con pagamento attraverso i vari canali, carte di credito, bonifico eccetera, istituire una rete di vendita con postazioni automatiche per l'emissione dei titoli, sottoscrivere convenzioni per la riscossione diretta da parte del Comune che disciplinino gli obblighi di informazione alla clientela e le modalità di controllo, sviluppare sistemi di controllo e attivare una campagna di comunicazione anche con messaggi informativi nei vari punti di accesso alla città. Sarà poi garantito un periodo temporale adeguato per l'acquisizione dei titoli di esclusione e esenzione, ovvero le autocertificazioni di chi non paga. Il vice ministro Vito Crimi domani sarà a Mestre per partecipare all'incontro sulla sicurezza aperto alla cittadinanza, un tema molto caldo in città. Controllo di vicinato, pattugliamenti, presenza delle forze dell'ordine sul territorio sono alcuni dei temi caldi in città che verranno affrontati venerdì pomeriggio al Candiani. Per parlare delle competenze in tema di sicurezza, quindi competenze del Comune, competenze sul fronte nazionale, ma anche competenze internazionali, perché spesso appunto la sicurezza si lega anche ai cittadini stranieri e quindi ad argomenti che vanno oltre i nostri confini. E ne parleremo con il nostro vice ministro dell'Interno Vito Crimi e con Felice Casson, ex magistrato e che oggi è consulente per l'ONU in materia di criminalità. L'obiettivo è trovare delle soluzioni concrete al malcontento che ancora troppi cittadini vivono quando parlano di sicurezza, nonostante finora siano stati fatti molti passi in avanti. Non è un incontro che vuole lanciare una nostra linea politica sul tema, ma è veramente un incontro rivolto al confronto in modo trasversale. Infatti abbiamo invitato anche il sindaco, l'assessore, i comitati di cittadini per il controllo di vicinato, cioè vogliamo raccogliere elementi. La competenza del Comune qual è? È quella della polizia locale. Riteniamo certamente che sia importante capire quali sono le funzioni della polizia locale, perché ad oggi appunto sembra che siano un po' strabordate verso competenze di altre polizie, la polizia di Stato o altre forze dell'ordine. Invece secondo noi è importante capire cosa può fare la polizia locale e se può essere di supporto agli altri livelli di forze dell'ordine. Sciopero nazionale confermato, si preannuncia un venerdì di passione per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici in città. Sarà una giornata non facile quella di domani in tutta la provincia per chi si dovrà spostare con i mezzi pubblici in città. È stato confermato lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal Sindacato Generale di Base. Anche nel settore dei trasporti i lavoratori incroceranno le braccia e ci potrebbe essere paralisi nei trasporti o comunque forti problemi e disagi per gli utenti. A CTV, l'azienda veneziana di trasporto pubblico locale, spiega quali saranno i collegamenti minimi garantiti. Come di consueto per gli scioperi di 24 ore il servizio tranviario automobilistico urbano e extraurbano è garantito nelle fasce orarie dalle 6 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29. Gli orari esposti si riferiscono a quelli all'entrata e uscita dei mezzi da deposito. Particolarmente delicata, vista la mobilità speciale su mezzi d'acqua, sarà la situazione in centro storico. Per quanto riguarda il servizio di navigazione, sono confermati per tutta la giornata i consueti servizi minimi di collegamento con le isole e i principali terminal cittadini.
Sono inoltre confermate anche per questa giornata 6 coppie di corse di nave traghetto in partenza da Lido San Nicolò e Tronchetto. L'azienda invita gli utenti a consultare gli orari nei propri siti istituzionali. Lo sciopero riguarderà anche gli addetti alla vendita di Verà. Nello sciopero sono coinvolti anche i punti vendita Venezia Unica alternativamente all'acquisto nelle biglietterie o presso le agenzie è disponibile la VM Venezia Official App o i rivenditori autorizzati, le macchinette self-service e online su veneziaunica.it. Al via la rassegna Una bella età promossa dal Comune di Venezia con ben 150 eventi organizzati e rivolti in particolar modo ai residenti over 65. Dopo il successo delle iniziative estive per tenere compagnia ai nostri nonni, con l'arrivo dell'autunno parte la rassegna La bella età, che con più di 150 eventi in programma da ottobre a marzo raddoppia l'offerta di appuntamenti, spettacoli e occasioni di incontro dedicati in particolare agli over 65. L'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini fa il punto. Dopo il successo delle iniziative Estate a Palazzo, che ha visto centinaia di nonni e nonne frequentare i musei, stare insieme, fare merenda insieme durante l'estate, grazie alla collaborazione con Red Carpet for All e l'istituzione veneziana a servizio della persona del Comune di Venezia, proponiamo anche per l'inverno una marea di eventi dedicati alla terza età. Ecco in che cosa consiste la proposta finanziata dalla Regione Veneto. Si chiama La Bella Età, una rassegna che vedrà coinvolte biblioteche, musei, luoghi della cultura, centri civici, dove andremo a fare appunto attività di intrattenimento ma anche semplicemente di lotta alla solitudine dedicati agli anziani della terza e la quarta età. Un progetto che ha un valore sociale ma anche culturale. Tutti gli eventi sono gratuiti ma occorre prenotarsi. Il programma, promosso dall'associazione Red Carpet for All e finanziato appunto dalla Regione Veneto con il contributo dell'Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, è stato realizzato in collaborazione con l'Assessorato Comunale alla Coesione Sociale di Venezia e con la rete Biblioteche di Venezia, oltre che con numerose associazioni del territorio attive nel sociale e con diversi musei. Persone ancora autosufficienti, che hanno ancora tanta energia da dedicare, tanta voglia di scoprire, tanta curiosità, in cui alle volte basta trovare il modo di coinvolgerli e farli uscire di casa. Quindi lotta alla solitudine, invecchiamento attivo, lotta al decadimento cognitivo, e lo facciamo insieme al mondo culturale, al volontariato, al terzo settore. Il nuovo punto Ali nel cuore di Mestre punta alla riqualificazione di una zona che ne aveva bisogno e sull'ambiente anche attraverso l'arte. Sentiamo. La famiglia Canella del gruppo Ali dà un nuovo volto alla zona della Bissuola, spesso al centro di polemiche per mancanza di sicurezza e spaccio. Abbiamo riqualificato un ex magazzino che c'era prima qua, che era un po' abbandonato da tanti anni, quindi noi abbiamo riqualificato questa zona facendo questo punto vendita per servire i clienti. Il prossimo passo sarà occuparsi dell'area dell'ex Umberto I, da tempo luogo di degrado che il gruppo si è aggiudicato all'asta. Vogliamo fare anche lì una opera di qualità come questo punto vendita, dove la sostenibilità, la qualità e il servizio sono al primo posto. Là ci vorrà un po' più di tempo perché vogliamo fare una cosa bella, perché lì siamo in centro città e quindi dobbiamo assolutamente avere tanta qualità e tanto servizio di quello che vogliono i cittadini. Nel rispetto dell'ambiente. Noi crediamo molto all'ambiente, quindi tuteliamo l'ambiente. Dopotutto siamo un'azienda che ha piantato quasi 12.000 alberi per l'ambiente, per migliorare l'ambiente. Questo punto vendita, oltre ad avere il full LED, gli impianti domotici, abbiamo i frighi chiusi, abbiamo anche le tavelle esterne, che sono un nuovo sistema per assorbire tutte le polveri sottili. E queste tavelle esterne assorbono tante polveri sottili come se ci fossero 94 alberi fuori. Concettualmente come trovarsi in un bosco, e l'arte contribuisce sostanzialmente grazie alla splendida opera dello street artist padovano Alessio B, che si affaccia sul quartiere. È stato pensato e realizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica nel momento attuale in cui si trova il nostro mondo. Noi nell'ultimo periodo abbiamo distrutto più che nel lungo periodo, ok? Perciò l'ultima generazione, che è questa dei ragazzini, dovrebbe aiutare a noi e agli altri a
ricostruire, rimodellare, ripristinare le condizioni. Permette di utilizzare una vernice assolutamente naturale, composta di elementi naturali, che ha la capacità di distruggere l'88,7% di tutti gli inquinanti con i quali viene a contatto e di distruggere il 99,9% di tutti i batteri con i quali viene a contatto. Si attiva con la luce solare messa all'esterno di un edificio, riesce ad abbattere ogni 12 metri quadri di pittura l'equivalente dell'inquinamento prodotto da un diesel Euro 6 al giorno. È tutto per questa sera, vi ricordo l'appuntamento dopo i nostri telegiornali con 20:10, si parlerà di salute e prevenzione. Vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Torna ad essere buono il tempo sul nostro territorio, solo con qualche annuvolamento isolato. Vediamo nel dettaglio la situazione di venerdì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo asciutto dappertutto, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali foschie mattutine sulle pianure. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 10 e 16 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato su tutti i settori, solo con qualche addensamento sui rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, ma col passare delle ore sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 23 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.